Artegna ha ospitato questa mattina la prima parte delle celebrazioni della Fieste de Patrie dal Friul, dopo la messa nella chiesa di Santa Maria Assunta con le letture in friulano, sloveno e tedesco e le successive esibizioni folcloristiche in piazza. La manifestazione è proseguita con la cerimonia ufficiale al Teatro Lavaroni. Telefriuli ha seguito in diretta tutti gli eventi questa mattina. Nel pomeriggio la festa proseguirà coinvolgendo anche la vicina Montenars. Al centro della giornata il ricordo del terremoto a 50 anni dalla tragedia che sconvolse questi territori. Oggi questa è una giornata di festa per il popolo friulano, per la sua lingua, per le sue tradizioni, proprio a 50 anni dal terremoto tra Artegna e Montenars, dove tanto abbiamo sofferto ma dove abbiamo dato anche un grande esempio al mondo di come possiamo rialzarci. Siamo alla vigilia di un anniversario importante, quello del prossimo anno, che saranno 950 anni di Patria dal Friuli, no? Dal 1077 al 2027, quindi insomma credo che oggi essere qui presenti anche con tanti sindaci, tante istituzioni sia significativo. L'emozione è tantissima, è un'emozione, un orgoglio, credo si possa anche percepire, e io devo ringraziare la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Arlef, tutti coloro che ci hanno chiesto, hanno scelto di fare questa Fiesta de Patria al Friuli, Artegna e Montenars in un momento importante per noi che è quello del 50° anniversario del terremoto. Quest'anno ha un sapore particolare perché riguarda sicuramente la grande tragedia del terremoto, ma soprattutto la grande rinascita del popolo furlan.